Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Dopo la partita contro la Cremonese, l'allenatore del Napoli Antonio Conte parlerà alla stampa nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona. Come di consueto, la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su tutto.Napoli.net. 23 settembre. Inizio della conferenza stampa. Il Napoli domina, Minai brilla. È stata una partita strana contro la Lazio. Abbiamo avuto il 70% di possesso palla e 11 tiri fuori. La Lazio non ha dominato, ma ci siamo penalizzati da soli. Oggi siamo stati molto più concentrati e aggressivi nel pressing. Abbiamo giocato una grande partita. I ragazzi sapevano quanto fossero cruciali questi 3 punti. Rafforzano la nostra posizione in zona Champions League. Siamo secondi e dobbiamo aspettare le altre partite. I ragazzi se lo meritano perché nessuno può immaginare il lavoro svolto in questi 2 anni. Con ogni pareggio e sconfitta, sembra che il mondo ci crolli addosso. Il Napoli ha alzato le sue ambizioni. Se non vinciamo lo scudetto, è un fallimento. Questa ambizione non c'era prima qui. Abbiamo cambiato la geografia in 2 anni. Dobbiamo chiudere la stagione in bellezza, sapendo di aver ricreato i successi di Maradona. Non dimentichiamo che il Napoli non vince lo scudetto o la Supercoppa da quel periodo. Dobbiamo ricordarcelo tutti, non solo i tifosi. Minai a centrocampo, ecco cos'è la sua posizione? Ha giocato quasi tutta la stagione in quella posizione. Lui e Lobotka erano gli unici rimasti a centrocampo. A volte mi stupisco perché abbiamo la memoria corta. Dovevamo forzare una soluzione. Quella è la sua posizione perché è un centrocampista box to box. Riesce a entrare in area senza difficoltà e può essere devastante. Non ha occasioni a tu per tu con il portiere. Ha bisogno di spazio e ancora spazio. Oggi non abbiamo scoperto niente di nuovo. In quella posizione rende meglio. Mi dispiace di non aver avuto De Bruyne per tanti mesi. Il Napoli dovrebbe ricominciare da capo con lui? Concentriamoci sul presente. Ora abbiamo la partita contro il Como e dobbiamo concluderla nel migliore dei modi. Tutti gli occhi sono puntati su di noi, cosa che non vedo accadere con le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo. L'Inter ne può alzare 2, ma l'anno scorso non ne ha vinto nessuno. Le altre squadre vengono elogiate, anche se sono proprio dietro di noi. Sento parlare di stagioni fantastiche da parte di altre squadre. Forse è un problema di comunicazione. Vengono evidenziati solo i nostri punti negativi. Ma forse non è un problema. Kevin De Bruyne ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese. Abbiamo giocato molto bene, scendiamo sempre in campo per vincere e segnare subito ci ha aiutato. Siamo molto contenti. Il nostro obiettivo è sempre vincere e lo abbiamo raggiunto con una grande prestazione. 100 gol? Non lo sapevo nemmeno. Ma sono contento perché posso ancora giocare ad alto livello e spero di segnarne altri presto. Andrò a festeggiare con la mia famiglia. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!